L'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur può rappresentare un'opportunità per le imprese, ma richiede strumenti efficaci per tutelare il Made in Italy e contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding. E questo è il tema al centro del focus organizzato oggi dalla Camera di Commercio Venezia e Giulia, che ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo economico per approfondire le ricadute del trattato. L'iniziativa rientra in un ciclo di incontri dedicati ai principali scenari internazionali che incidono su commercio ed economia, con l'obiettivo di fornire alle aziende informazioni utili per affrontare mercati sempre più complessi. Tra gli argomenti affrontati le opportunità offerte dall'intesa con i paesi del Mercosur, ma anche le criticità legate alla contraffazione e alla concorrenza sleale nei confronti delle produzioni italiane del Friuli Venezia Giulia, con particolare accento al settore agroalimentare. Ci si apre un mercato di 700 milioni di abitanti, mercati chiusi con dazi alti, soprattutto verso i prodotti italiani e anche quelli europei. Paura certamente sì, ma è un mercato che si aprirà da 0 a 18 anni, gradualmente, piano. Imprese italiane, o imprese in questo caso del Friuli Venezia Giulia, questa è una grande opportunità che ci si apre per il nostro mercato di prodotti di eccellenze italiane. La paura soprattutto è nell'agroalimentare, nell'ortofrutta, negli ortaggi, queste robe qua, però ci saranno i controlli, qualità, eccetera, eccetera. Tutelare il Made in Italy, quella che è la reputazione appunto del brand Made in Italy, che è la principale ricchezza per l'economia nazionale. Sappiamo che il Made in Italy rappresenta 700 miliardi per la nostra economia nazionale, che è pari al 15% del PIL, per cui tutelare questo grande bene per noi è uno degli obiettivi primari, e sicuramente quello di rassicurare il consumatore, che sa che c'è tutta una serie di ispettori, tutta una serie di controllori, tra virgolette, che rendono i prodotti ancora più sicuri. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ribadito il ruolo delle Camere di Commercio nella tutela della proprietà industriale, attraverso il supporto al deposito di marchi, brevetti e modelli, strumenti considerati fondamentali per proteggere l'innovazione e rafforzare la competitività delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali. In un mondo dove gli Stati Uniti d'America hanno una nuova politica commerciale che ci crea delle sfide enormi, la Cina restringe l'accesso alle proprie materie prime, avere un accordo con un paese con un mercato di 270 milioni di persone con risorse sia all'esportazione e con potenzialità all'importazione è fondamentale per la competitività europea e per la sua sicurezza economica. Pensiamo ai prodotti che uno associa normalmente, l'alta qualità e l'eccellenza agroalimentare dei prodotti del Friuli, i formaggi, i prosciutti, il vino. Su questi settori ci saranno grandissime opportunità. Questi sono il Mercosur, è un mercato che è stato protetto da sempre da tariffe doganali molto alte, ancora i formaggi 30-35%, quindi la possibilità di accedere a questi mercati senza tariffe doganali è importante.